Benedica a tutti. Questa prima puntata del 2013 Stupor Mundi cancia antiché dalla sua formula. Ogni settimana proponiamo 3 o 4 avvenimenti della realtà attuale e trasiamo dentro la notizia con un servizio. Ora cominciamo presentando le date ufficiali che la Ragioneria Generale dello Stato fece conoscere in questi giorni sopra l'impiego pubblico in Italia, spartiti per regioni. Ci sono sorprese. Vediamo il servizio. Lo passato 21 di dicembre la Ragioneria Generale dello Stato pubblicò i risultati della rilevazione conto annuali relative all'anno 2011 che si possono consultare magari in tale rete internet all'indirizzo www.contoannuale.tesoro.it. Lo conto annuale raccoglie i dati sopra la consistenza e i costi degli impiegati dell'amministrazione pubblica e costituisce fonte ufficiale di informazioni per le decisioni in materia di impiego pubblico che hanno a pigliare le diverse istituzioni. Gli impiegati calcolati sono tutti chiddi dello settore pubblico, statale e no. Da questo ultimo studio del 2011 per la prima volta si calcolarono pure i dati relativi alla regione siciliana. La regione in cui ci sono più cittadini impiegati in tale ramo pubblico è la Lombardia. Dopo venne lo Lazio, la Campania e solo quarta la Sicilia. Questi sono numeri assoluti. Se li rapportiamo in percentuale al numero di residenti per ogni regione, naturalmente che la regione ogni è più alta la percentuale di impiegati pubblici è la Valle d'Aosta. La Sicilia si trova solo a metà della classificazione, ultima tra le regioni a statuto speciale. Questi dati, che vengono direttamente da una fonte ufficiale dello Stato, si dissude un mito, che la Sicilia è terra di impiegati pubblici per antonomasia. Ma non sappiamo quanto interesse reale c'è di fare conoscere i numeri contenuti in questo documento della Ragioneria Generale dello Stato, e lo mito risica di continuare in eterno. Politica. I partiti si preparano per le elezioni. Vediamo cosa sta succedendo. Dopo le dimissioni di Mario Monti e la pubblicazione della data delle elezioni di Frivaru, il mondo della politica è in agitazioni. I vecchi partiti cercano nuove alleanze e nascono nuove formazioni e movimenti. L'UPD pare che fosse lo favorito e l'alleanza con l'USL di Nichi Vendola, l'UPSI e lo Centro Democratico di Bruno Tabacci e Massimo Donati lo mette in tala testa di tutti i sondaggi e pare che potesse avere senza problemi la maggioranza in tala Camera, mentre per lo Senato è tutto più incerto. Mario Monti presentava la passata settimana la sua lista con Monti per l'Italia, appoggiata dall'UDC di Casini, di FLI di Fini e magari del movimento di Montezemolo Italia Futura. Tasto mentre l'UPDL, dopo il ritorno in campo di Berlusconi, acchiana tali sondaggi e lunedì fece l'accordo con la Lega Nord. Maroni è il candidato di tutto il centro-destra per la presidenza della Lombardia e PDL e Lega si alleano per le nazionali. Berlusconi Piccomora non è il candidato premier, ma solo il capo dell'alleanza. L'unionato movimento che nasce attorno allo magistrato Antonio Ingroia, chiamato Rivoluzione Civile Ingroia, sta cercando nuovi alleati dopo aver fatto l'accordo con l'Italia dei Valori, Rifondazione Comunista, Verdi, Comunisti Italiani e il movimento arancione di Lusindaco De Magistris. Ingroia disse di grapere puro a Grillo, ma Iddo ha risposto babbaneando che può pure chiudere. Le recenti polemiche sopra la mancanza di democrazia che finero con l'espulsione dei consiglieri Favi e Salsi del Movimento 5 Stelle portarono a un calo in tali sondaggi, firmando Piccomora una chianata che appariva irrefrenabile. Grillo però si prepara a un viaggio per tutta l'Italia per sostenere i suoi candidati. In campo ci sono pure la formazione dello giornalista Oscar Giannino Fare per fermare il declino e Chidda dello milionario Samorì, amico di Berlusconi e Montezemolo, che si chiama Moderati Italiani in Rivoluzione. Anno nuovo, tassa nuova. Arriva la TARES, la tassa sopra la monnezza e i servizi invisibili, che sostituisce la Tasso. Misa con la manovra Salva Italia
La Tares via partiri di lu primo di Innaru di lu 2013, ma era troppo vicino la stangata di Limu e soprattutto subito prima delle elezioni politiche. A così, con una mossa strategica, lo governo decidiu di posticipare allo prossimo aprile l'applicazione della nuova imposta comunale chiamata appunto Tares, tariffa sopra la munnizia e i servizi, che sostituisce la vecchia Tarsu. Ma la sostituzione non è senza doglia. La nuova Tares, infatti, pisa chiossainta la sacchetta di licitati, perché trattandosi di tariffa e non di tassa, copre interamente un costo dell'amministrazione e non dura solo un contributo parziale come per esempio l'attuale Tarsu. Però lo vero costo di un nuovo tributo comunale dipende pure di un altro fattore. Con la Tares non si paga solo la munnizia urbana, ma magari di servizi ditti invisibili, cioè illuminazione pubblica, manutenzione di strati, eccetera, che oggi la Tarsu non include. PDQ, partendo come basi imponibili della superficie degli immobili, si potesse avere lo paradosso che per alcune attività che all'ordano più picca, come per esempio scoli e casi di riposo, che sino a oggi avevano goduto di tariffe più bassi, si potessero avere aumenti tra lo 20 e lo 50% rispetto alla Tarsu pagata oggi. Insomma, lo conto diventa più salato per i ditti di lo ramo di l'ortofrutta, li bar, li mensi e li ristoranti, mentre a guadagnarci per la redistribuzione di lo carico tributario sono le attività considerate di vasca produzione di munnizia, come cinema, rimessi per le macchine, banchi, putii e le attività dell'industria e dell'artigianato. Chiudiamo questa edizione con un servizio sopra la situazione in Egitto, dove si approvò una nuova Costituzione che presenta un chiaro impronta islamista. Il 22 di dicembre l'Egitto approvò la Costituzione avanzata dei fratelli musulmani. Votò il 102% di 51 milioni che avevano diritto e lì sì furono il 64%. Se il presidente Morsi e la sua squadra festeggiano, l'opposizione e i giornali egiziani denunziano imbrogli e scianizi. Secondo la stampa si proibì a persone di religione cattolica di trasferire alcuni seggi. I cittadini di Cairo non parissero contenti di questo risultato e un gruppo di manifestatori dicono che non accetteranno mai questa Costituzione perché aveva principi sbagliati e picca civile. Morsi il 25 di dicembre firmò la nuova Carta Costituzionale e in un discorso in televisione invitò gli egiziani all'unione. Ma lo suo oppositore Hamdin Sabai dice che si tratta di una Costituzione che sparte il paese invece di uncerlo e che leva alcuni diritti fondamentali alle suoi cittadini, la libertà di parola e di opinione. Intanto lo fronte nazionale dell'opposizione è pronto a collaborare con il presidente, ma addimanda la formazione di una commissione di esperti di tutte e due le parti, con lo fine chiaro e preciso, la modifica di alcuni articoli della Costituzione. L'uomo non reagisce a sta nuova Costituzione. Per esempio i repubblicani degli Stati Uniti dicono che non si può festeggiare dopo la fine di un regime autoritario l'inizio di una dittatura islamista. Magari la Germania para avere gli stessi dubbi. Intanto la situazione resta difficile in tutto il paese. Questo è tutto per questa settimana. Ne vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo!